Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania, buona Benacchi a tutti da Andrea Rognoni. Oggi, dopo la consueta rassegna dei santi padani della settimana, ce ne sono 3 che sono dei pezzi da 90, passeremo a parlare di Alba perché c'è una bella novità, a parte un'iniziativa Alba Sotterranea che è una bomba per riuscire a capire veramente che cosa la città delle 100 torri, è una delle più belle del Piemonte, abbia poi progressivamente conservato sotto il suolo. Questa capacità delle nostre città padane e certamente anche italiane di riuscire a offrire non soltanto un volto visibile ma anche invisibile, nascosto, diventa sempre più alla page, nel senso che tutte le città anche meno grandi, non capoluoghi, si attrezzano per riuscire a soddisfare un tipo di turismo che è diventato indubbiamente sofisticato. Poi ritorniamo nella parte finale della trasmissione sul problema della statua di D'Annunzio. Cosa c'entra con la cultura padana? C'entra perché bisogna capire in che maniera il mondo padano, di cui Trieste fa parte, è in grado appunto di digerire anche chi proprio padanissimo non è, ma che ha espresso dei valori che potrebbero essere vantaggiosi per la Padania stessa. È in onda, è in atto quella querela di cui si parlava già sabato con Paolo Gulisano, della presenza o meno di questa statua, che peraltro è già stata fatta da uno scultore bergamasco e attende soltanto di essere installata. Ma cercheremo di capire i pro e i contro della faccenda. I santi. Allora, io inizio con mercoledì San Romualdo. Non è tra i più noti, ma San Romualdo è stato un santo ravennate, era nato a Ravenna, pensate, da una famiglia ducale, famiglia di origine nobile e ducale, verso la metà del secolo X, e poi decise di entrare prima nel monastero di Sant'Apollinare in Classe, a Ravenna stessa, e successivamente, dopo anni passati a Venezia, guadagnò l'Italia centrale andando a morire addirittura nell'eremo di Fontavellana, nelle Marche settentrionali, seguendo un po' il destino anche di un altro santo, Pier Damiani, anche lui romagnolo, che era, diciamo, a un livello maggiore di profondità mentale, mentre il Romualdo era più dedito ad opere di bene in senso lato. Ognuno fa il suo, perché non tutti siamo fatti della stessa pasta, naturalmente. Però il santo è ricco di spunti, di iniziative. Pensate che nel dicembre dell'anno 999 rinunciò all'abbaziato nelle mani dello stesso imperatore, dell'arcivescovo di Ravenna. Poté in tal modo riprendere le sue numerose peregrinazioni, era votato al pellegrinaggio, dirigendosi appunto alla scoperta dell'extra Padania, dell'Italia centrale e di quant'altro. Ci furono tantissimi episodi che in qualche modo esaltarono una regola eremitica da lui stesso inventato, la regola eremitica del maestro Romualdo. Così dice, siedi in cella come se tu fossi in paradiso, dimentica e gettati dietro le spalle tutto il mondo, vigile attento e buoni pensieri come un buon pescatore di pesci. Ecco, mettiti innanzitutto alla presenza della divinità, perché se la mamma non dona non c'è da mangiare, il cibo non ha sapore. Romualdo, soprattutto nell'eremo di Fonte Avellana, ma attenzione, un altro eremo che lui andò a visitare e che dovreste tutti vedere perché è veramente molto accattivante, è Camaldoli, che si trova nell'Appennino tosco-emiliano, per la provincia di Firenze e di Forlì. Comunque alla fine, diciamo, decise di raggiungere l'eremo più eremo che esiste al mondo, che è proprio l'eremo di Fonte Avellana. Un altro importante santo di tutt'altra fattura è San Luigi Gonzaga. Era nativo di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, verso il lago di Garda. Dopo una gioventù piuttosto mondana, Luigi si rese conto che il suo destino era di carattere spirituale e così guadagnò tutta una serie di scelte che lo portarono praticamente
al cospetto del cardinale Carlo Borromeo. Siamo nel 500 avanzato, in un'epoca molto diversa da quella del Romualdo. Così c'è soprattutto un abbraccio da parte di Luigi Gonzaga del famoso della dottrina di Sant'Ignazio de Loyola, gli esercizi spirituali, che poi diedero origine anche al mondo gesuitico, anche se poi lui in realtà rimase un cane sciolto sotto tantissimi punti di vista, e sempre peregrinando anche lui lungo la penisola ebbe varie vicissitudini che lo portarono alla ribalta. Pensate che Paolo VI, il pontefice bresciano, scrisse di lui nel marzo del 68: Luigi Gonzaga concepì la sua esistenza come un dono da spendere per gli altri. E anche Giovanni Paolo II si cimentò col Gonzaga quando scrisse: il padre misericordioso ha concesso a Luigi Gonzaga, che si celebra, ripeto, il 21 giugno, di immolare la sua giovinezza in un servizio eroico di carità fraterna. Quindi naturalmente morì anche molto giovane e non ebbe la possibilità di raggiungere quella maturità a cui forse avrebbe donato ancora altre cose belle e importanti. Quindi sono dei santi che vanno ricordati per tantissimi motivi, perché sono tutti molto importanti, molto interessanti, e hanno da dirci delle cose che non sono paragonabili a santi non padani, proprio per la capacità, nel bene e nel male, di svolgere un'attività di pellegrinaggio profondo. L'ultimo santo, che si celebra il 23 giugno, quindi sabato, cioè domenica prossima, è San Giuseppe Cafasso. Cafasso non ha fondato dei nuovi ordini, ma ha allevato dei fondatori e dei costruttori. Dalla sua cattedra, dal suo confessionale, siamo questa volta nell'800, quindi vedete che sono anche 3 secoli molto diversi l'uno dall'altro, quelli dei nostri santi di questa settimana. Ha formato maestri di fede, maestri sia uomini che donne. Pensate, era nato a Castelnuovo d'Asti nel 1811, 4 anni prima di Giovanni Bosco, che era della stessa zona. Le scuole pubbliche sono anche presso il seminario di Chieri e a Torino, e dopo ecco che prende il volo anche lui per altri lidi, ma certamente il Piemonte rimane il suo riferimento. Infatti la missione principale del Cafasso rimane a Torino, la capitale piemontese, con tanta gioventù analfabeta che deve essere in qualche modo aiutata. Trova posto per dei ragazzi in difficoltà, ecco la sua missione, e quindi è parallelo effettivamente a quello che sarà poi anche il lavoro di Don Bosco. Cafasso è popolare e amato a Torino per l'opera tra i carcerati, non si limita a visite, ma sempre soccorre le persone più dimesse ed emarginate della schiatta nostra, o eventualmente di immigrati da altre località padane. San Giuseppe Cafasso, 23 giugno, morto poi appunto nel 1860 nella stessa Torino. È considerato il patrono dei carcerati addirittura. Bene, abbiamo detto Castelnuovo d'Asti, l'Astigiano, e raggiungiamo una terra contigua, Alba. Perché ad Alba si stanno decidendo delle cose molto importanti, in particolare è partito un nuovo strabiliante programma turistico che fa da pendante a che cosa? A quello che poi è diventato, specialmente in periodo autunnale, il fiore all'occhiello della città per chi viene da vicino o da lontano, cioè il mondo vitivinicolo che viene celebrato tra settembre, ottobre e novembre, con la bevuta del vino novello e quant'altro. Ci ritorneremo. Ma Alba questa volta si propone nella sua versione occulta. Infatti è nata la sezione Alba Sotterranea, poi daremo anche riferimenti per chi volesse mettersi in contatto e sapere come andare a visitarla. L'Alba Sotterranea presenta delle cose straordinarie, perché è come se la città, è una città molto particolare, tra l'altro questo nome è un nome di antica origine celtica, e questa città è come se si fosse sviluppata sia verso l'alto,
le torri, è chiamata la città delle 100 torri. In un certo senso fa concorrenza a Bologna. C'è un trade union fra il Basso Piemonte, l'Emilia fino alla Romagna e ci sono anche delle analogie. Ma così come si è sviluppata in altezza con le 100 torri, Alba si è sviluppata anche nel sottosuolo, perché quello che poi era accaduto tra età romana, età medievale ed età moderna può essere appunto rintracciato attraverso queste caseforti che sono tutte da scoprire, comprese appunto nel nuovo percorso della visita denominata Alba Sotterranea. Nascono delle case più dimesse per il popolo, che sono ora in qualche modo in una posizione più abbassata rispetto alla città attuale e moderna, e che possono essere raggiunte attraverso questo giro davvero straordinario che viene organizzato da Alba Sotterranea. Vi diamo i riferimenti: www.ambientecultura.it, oppure telefonare per andare poi a visitare, a fare visite reali al 339 7349 949, 339 7349 949. Alba, tra l'altro, è facilmente accessibile sia da Milano nel giro di un'ora e mezza attraverso prima le autostrade che portano verso Asti e poi la superstrada o strada statale, poi ovviamente da Torino vicinissima, da Genova venendo da sud si può fare la Torino-Savona, scusate, e poi deviare per Alba. Però ecco, la scoperta della città e soprattutto la scoperta inedita di una città sotterranea che presenta degli aspetti unici nel loro genere, perché proprio c'è il gusto di andare a vedere che cosa non è visibile, non è tangibile, no? E questo discorso rappresenta un cavallo di battaglia di tantissime iniziative che in passato in parte anche noi di Arte Nord Cultura Padana abbiamo abbordato. Certo, come sapete, le visite nel sottosuolo sono un po' precarie, perché ci sono persone che si sentono soffocare e quindi non hanno quella possibilità di entrare con la stessa spavalderia e la stessa curiosità di altre. Ecco perché rimane, secondo me, soprattutto un'iniziativa personale di cui io vi ho dato i riferimenti, appunto, qualora voi ve la sentiste. Non ci sono i lupi cattivi nel sottosuolo, e a volte si scoprono, penso anche a tante altre città della Romagna e delle Marche, si scoprono delle novità assolute, non solo in ambito archeologico, ma proprio in ambito di storie locali. E a proposito di storie locali, sicuramente la storia che adesso tiene banco proprio come discussione all'interno di molti giornali, a partire dal Piccolo di Trieste, ma anche oramai in occasione dei 100 anni della presa di fiume da parte del D'Annunzio, del cosiddetto Vate, occupa le pagine culturali anche dei giornali cosiddetti nazionali, dalla Repubblica al Giornale, al Corriere, al Libero. Allora, sa da fare o non sa da fare sta statua di D'Annunzio a Trieste? Sabato abbiamo sentito il parere davvero molto autorevole di Paolo Guisano, uno studioso che è sempre stato molto vicino alla sensibilità dell'identità locale, che non va tradita e non va in qualche modo stuprata da altre identità. Però mi permetto di fare un'osservazione, avendo io visitato Trieste, anzi lo facemmo in via ufficiale per Arte Nord Cultura Padana il 15-16 maggio del 2006, quindi sono già passati 13 anni. Poi tante altre volte sono ritornato, perché Trieste, insomma, è una città unica nel suo genere, dove sono tanti riferimenti che permettono così di capire a volte anche la fragilità della vita umana. Abbiamo avuto dei letterati straordinari che sono stati sicuramente in primis Saba e Svevo, grandissimi triestini, ce ne sono tantissimi altri che adesso in questo momento non ho voglia e tempo di citare, ma quello che più importa, delle statue che sono tipiche, presenti in tutta Europa, ripeto, nelle maggiori città d'Europa, sono state fatte per Svevo e Saba in zona centrale.
Svevo e Saba sono due personaggi che hanno dato molto alla cultura triestina, Svevo attraverso soprattutto La coscienza di Zeno, un romanzo unico nel suo genere, irripetibile, e dall'altra parte Saba con le sue poesie, anche molto tristi e malinconiche, ma tipicamente venate di un gusto triestino. Bene, si può pensare ad una coppia locale contrapposta a una coppia che viene da lontano. Joyce, di cui esiste già la statua, è lo stesso D'Annunzio. Allora, ha ragione Paolo Golisano quando dice cosa c'entra poi in realtà D'Annunzio con Trieste, se la meta della sua sortita era poi Fiume. Si può discutere su quell'impresa, lo faremo. Terrò anche personalmente una conferenza a settembre in occasione dei 100 anni, 12 settembre. È uscito un libro di Giordano Bruno Guerri davvero molto bello, del titolo Disobbedisco. È giusto parlarne da storici, è giusto parlare da identitari, è giusto cercare di capire il senso ultimo di Fiume e perché in qualche maniera andava o non andava liberata mentre in quel frangente oramai lontano nel tempo. Però si può accettare l'idea di una statua dedicata, che è già stata fatta, è già pronta, va solo collocata, dedicata ad Annunzio, così come è stata dedicata una statua a Joyce. Diciamo, sarebbero due persone che sono venute, una da nord-ovest e l'altra da sud-est, a Trieste, non ne hanno fatto il loro centro universale di vita, però ci sono passati e hanno lasciato il segno. Potrebbe essere tollerabile questa coppia di statue contrapposta così per una sorta di simmetria alla coppia tanto amata locale Svevo Saba. Ammesso che poi, per carità, non si possa fare in futuro tantissime altre cose, perché Trieste è una città incantevole e quindi non penso che l'abbondanza delle statue nuoccia a Trieste stessa. Ora, che cosa è successo, per capirci in chiave politica e ideologica? È successo questo, che la sinistra triestina, provando una sorta di astio nei confronti dell'impresa fiumana e anche nei confronti dell'ideologia politica e metapolitica che era di D'Annunzio, un'ideologia di ispirazione nazionalista, non fascista, tanto è vero che poi lui entrò anche in collusione con lo stesso Duce, ma questa impresa non viene tollerata perché insomma partiva da un modo di vedere le cose che viene giudicato di destra, opposto all'internazionalismo di sinistra, che poi il vero internazionalismo non lo è neanche più, ma almeno come base orientamento lo è. Quindi D'Annunzio significherebbe messo accanto anche personaggi che sono più liberi e aperti da quel punto di vista, come Svevo, Saba, Joyce. D'Annunzio rappresenterebbe la quintessenza della conservazione, del parafascismo e quant'altro. E già questo è un pregiudizio assurdo che viene messo in campo dai pidini, ma viene messo in campo più generalmente da tutta un tipo di cultura che vede in D'Annunzio un pugno nello stomaco per tantissimi motivi. Personalmente, la mia idea di D'Annunzio è questa. D'Annunzio non era padano, non può essere fatto passare per un difensore dell'identità padana, anche se sappiamo tutti che Fiume, e ci ritorneremo, era una città che aveva moltissimi abitanti di origine veneta o comunque afferente all'universo padano. Comunque non si può considerare, anche se poi trova in Padania lui una collocazione perfetta anche sul piano visivo, che era il lago di Garda del Vittoriano, ma non si può considerare autore padano. Benissimo, non è che nelle nostre città dobbiamo, certo, io sono il primo, ricorderete le mie trasmissioni dell'inizio anni 10 contro la statua di Totò ad Alassio,
ma non era, cioè il fatto era questo: mettiamo prima Macario, mettiamo prima Gilberto Govi, mettiamo prima i liguri, i piemontesi nelle nostre città, e poi pensiamo anche agli altri. Non è che dobbiamo chiudere gli altri, non ha senso questo. C'è una dimensione internazionalista, c'è una dimensione extra local che può essere soddisfatta anche attraverso delle statue che rappresentano personaggi non strettamente locali, anche se poi noi sappiamo tutti che a Lisbona prevale Pessoa, a Parigi prevale Sartre, nel mondo polacco prevale l'autore di Quo Vadis, e via dicendo. È ovvio che ciascuna realtà nazionale, regionale o macro-regionale cerca di portare avanti la propria identità, ed è sacrosanto questo fatto, cioè, questo è proprio il senso ultimo della nostra battaglia. Però è anche vero che in funzione dialogica, in funzione di colloquio e di comprensione, si può accettare che vengano strutturate delle figure che non sono nate e cresciute nel luogo, ma vengono da lontano, e che hanno portato in qualche modo hanno contribuito, diciamo così, ad aprire al mondo, ecco, anche qualcosa che però va conosciuto nello specifico, partendo dallo specifico. Quindi quando certamente una guida turistica a Trieste passerà davanti alla statua di D'Annunzio, non potrà non sottolineare il fatto che non è un autore locale, ma che passò da Trieste per portare un certo modo di pensare. Allora, comunque D'Annunzio era un grande letterato, scrisse delle cose di pregio, penso al Piacere, alla Figlia di Iorio, teatro, poi fece anche delle opere poetiche che sono ovviamente magistrali, soprattutto sul piano formale, la musicalità di D'Annunzio, questo rapporto panico con la natura, di immedesimazione con la natura. Quindi qui non si discute il valore del soggetto. Ma se ancora una volta deve prevalere, ecco, il pregiudizio ideologico, D'Annunzio fete perché non era di sinistra, era nazionalista, D'Annunzio fete, dico puzza significa, perché è una persona che non ha mai amato il socialismo, il comunismo, l'apertura al mondo. D'Annunzio fete perché voleva annettere Fiume alla Padania e all'Italia. No, qua non ci siamo, non ci stiamo. Perché noi non abbiamo pregiudizi verso nessuno, Noi federalisti, leghisti, identitari, sovranisti, non abbiamo pregiudizi verso nessuno al mondo. Noi siamo veramente liberi e aperti. Chi non è libero e aperto viene da quella cultura radical chic che ha fatto il patto col diavolo e che vorrebbe ostracizzare le persone attualmente viventi, e mandarle a morte. Cose che manco noi ci immaginiamo nella nostra testa, e persone passate che pur hanno dato molto al mondo, perlomeno in chiave artistico-letteraria, perché soltanto hanno fatto lo sbaglio di non pensarla come loro. Allora è evidente che tutto questo sa di ostracismo, sa di vero razzismo, ecco, perché l'apertura verso chi comunque ha contribuito dal suo punto di vista a migliorare il mondo va tenuta assolutamente conto. Questa è la mia idea personale, anche se sono d'accordo con Paolo Gurisano che bisognerebbe pensare prioritariamente ai triestini, ai giuliani e ai dalmati, che già hanno tanto subito tante violenze, cattiverie e ingiustizie, e poi solo dopo alle persone che vengono dal resto del mondo. Siamo d'accordo su questa linea? Se siamo d'accordo, noi possiamo vedere e valutare la possibilità di riuscire ad attuare quello che è stato previsto. Non è nel mio spirito l'ostracismo estremista, perché non sono un estremista di natura, anche se talvolta lo posso sembrare per il modo con cui io dico le cose, ma è soltanto una questione esteriore ed epidermica. Un grande abbraccio padano a tutti. Venezia e Trieste, tutte e due risorgano per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Ciao,
Ruspa, come butta?